Eccoci con Diana Candusso, lei è immancabile a queste fiere così importanti, ma Diana, anche questa volta abbiamo portato i consorzi, ma soprattutto un nuovo concept dei produttori qui presenti. Uno degli elementi proprio fondamentali di questa nuova comunicazione sono i produttori e il vino. A questa fiera del Provine abbiamo portato 14 produttori, in rappresentanza più o meno di quasi tutte le zone DOC e di OCG della nostra regione. Oltre ai produttori, chiaramente abbiamo anche i vari consorzi DOC e di OCG della regione presenti ai banchi d'assaggio. Abbiamo circa un centinaio di vini in degustazione tra i vini dei produttori e i vini dei consorzi, oltre a tutto il programma dei laboratori dove facciamo l'abbinamento tipico con il prodotto del territorio, che può essere il formaggio a Montasio e il prosciutto di San Daniele, abbinato a delle varie tipologie di vino a partire dal friulano fino ad arrivare alle particolarità più specifiche del ramandolo e del picolit. Prima volta che ci presentiamo in una fiera estera con dei produttori presenti, questo per venire incontro anche alle esigenze, visto gli alti costi che può comportare una fiera del genere, diamo la possibilità ai produttori di far parte del nostro spazio istituzionale e di presentare i prodotti della loro azienda. Quindi un'occasione in più per presentarsi sul mercato estero tramite un'immagine regionale ma soprattutto coordinata. Non ci resta ora che andare a sentire anche i produttori per sapere cosa ne pensano del fatto di aver avuto l'opportunità di venire qui a Düsseldorf per poter presentare i loro prodotti in sinergia con la regione Friuli Venezia Giulia. È fondamentale uscire compatti, uniti tutti i produttori di Friuli Venezia Giulia con un'unica immagine che riunisca e che ci faccia vedere in modo unito. Il Friuli è una regione piccola. Il friulano tende a presentarsi come singola DOC e questo non è produttivo perché alla fine siamo troppo piccoli e insignificanti su base mondiale. Uscire uniti con un'immagine Friuli vuol dire uscire compatti e più forti. Finalmente il Friuli ha deciso di fare qualcosa di istituzionale, insieme a tutti, e abbiamo dato subito l'adesione. Pensiamo che questo sia il modo migliore per affrontare tutti i mercati esteri, per avere la possibilità a dei prezzi accessibili di cercare di entrare in questi mercati. Ecco, era ora che fosse fatto, speriamo che si continui. Qui possiamo rappresentare il meglio della nostra regione. I bianchi ci identificano, chiaramente ci sono diverse zone di produzione e da ogni zona di produzione un vino esprime una caratteristica diversa. Bene, qui noi oggi al Provine, in questi 3 giorni, abbiamo modo di far conoscere di un Pinot Grigio, di un Friulano, di uno Chardonnay, le differenze, le peculiarità di ogni singola area di produzione del Friuli. Il mercato tedesco è per il prodotto Friuli molto importante. La regione ha deciso di riposizionare il brand con uno stand di grande immagine in linea con quella che è la qualità dei vini friulani, per cui noi come azienda, che siamo un'azienda importante che in questo mercato crede molto, abbiamo scelto di essere parte forte di questo gruppo di produttori di qualità e di essere presenti per verificare le nuove opportunità del mercato. Le aziende medie del Friuli sono di dimensioni abbastanza piccole e da sole non riuscirebbero ad affrontare certi mercati. In sinergia con la regione Friuli Venezia Giulia e con il sostegno anche economico della regione si riescono ad affrontare manifestazioni decisamente più importanti. È sicuramente molto importante per un'azienda medio-piccola come la nostra lavorare insieme in sinergia con la regione Friuli Venezia Giulia, che ci dà la possibilità anche a noi, piccole aziende, di poter essere presenti in fiere internazionali così importanti come questa del Provine. Ci dà la possibilità quindi di partecipare, di presentare i nostri prodotti, ma ci dà anche la possibilità di collegare, mantenere un connubio fra quello che è il territorio importantissimo e i prodotti che noi facciamo. Allora, quello che è il Friuli è una piccola nicchia su quello che è il mondo. Sicuramente per far conoscere un prodotto è importante la sinergia fra tutte le aziende e questo è importante per noi sicuramente. Quello che è il Friuli è conosciuto in tutto il mondo per quelli che sono degli ottimi bianchi. Importante che facciamo squadra e che facciamo qualità.
quanto è importante promuovere all'estero l'immagine sia della propria azienda sia del proprio prodotto in sinergia col Friuli Venezia Giulia. È una cosa estremamente importante secondo me, perché è importante far capire, come dicevi appunto, specialmente all'estero, quello che è il messaggio che noi vogliamo comunicare. Non ovunque è così facile capire quello che il Friuli ha da offrire, e se facciamo squadra sarà per tutti molto più facile capire quello che è il concetto, per quanto magari sia diverso da un'azienda all'altra. Ci sono tantissimi esempi anche all'estero di come questa cosa funzioni, magari competitori che mettendosi in squadra riescono a fare qualcosa di comune tutti assieme. Io penso che arrivare tutti quanti insieme dà una sensazione di importanza alla regione. Abbiamo già provato a New York durante una fiera, abbiamo avuto dei risultati stupendi. Qui a Düsseldorf stiamo ottenendo un altro risultato stupendo. Penso che dobbiamo imparare anche dagli altri. Inoltre hai detto proprio Friuli Venezia Giulia, che è fondamentale, perché queste tre parole vanno a identificare un territorio ben importante che ha tutto. Abbiamo tutto in Friuli Venezia Giulia, compreso il vino e compreso la vicinanza di città importanti come Venezia. Perché non sfruttarle? Sono molto contenta di essere venuta qui al Provine con la Regione, perché penso che gli operatori stranieri sono attirati da una massa critica che viene portata qui dalla Regione e possono assaggiare sia i vini che altri prodotti enogastronomici, e il vino si sa si beve mangiando, quindi sono anche contenta dei contatti che ho fatto, giudico l'esperienza positiva e spero di rifarla. Questa è una grande opportunità per me essere qui, soprattutto in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia assieme a diverse altre aziende, anche perché ho ricevuto diversi complimenti per quanto riguarda lo stand dal punto di vista estetico da persone che comunque già frequentavano questa fiera da diversi anni, e quindi voglio dire, il fatto di non essere così presente sul mercato tedesco e aver avuto questa possibilità attraverso la Regione di avere questo spazio, ritengo che sia comunque una grande opportunità. Ritengo che oltre ai vini bianchi ci sono anche dei grandissimi rossi, e quindi non dimentichiamo che il Friuli comunque anche vive di questi altri vini. È molto importante di dimostrare la forza di ogni viticoltore o di quelli importanti che si presentano qui insieme alla Regione e trovare la sinergia tra le due. Abbiamo la possibilità, ognuno di noi, di portare l'azienda e la storia e fare degustare i nostri vini insieme alla Regione. È fantastico. È importante essere qui a Düsseldorf con la Regione, perché rende più incisiva la nostra presenza come aziende friulane, quindi gli operatori del settore vengono immediatamente appunto alla ricerca di aziende friulane e trovano in questo contesto una rappresentativa regionale, e quindi dà maggiore incisività al nostro messaggio. Oggi noi ci proponiamo qui con un'immagine unica, Friuli Venezia Giulia Top White Wines, non a caso, perché il vino bianco friulano nel mondo ha grandi potenziali di crescita e ha una qualità che veramente si può distinguere sui mercati mondiali. Abbiamo un sacco di varietà, sia autoctone che internazionali, che da noi fanno bella figura.